Buongiorno e benvenuti a questa edizione, la prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Quinta notte di fuoco a Catania, spari esplosi in aria anche ieri sera al quartiere San Giovanni Galermo, l'allarme del sindacato di polizia. Al forum di Ragalla Renato Schifani rompe il silenzio e parla a tutto campo, dalle vicende interne a Forza Italia allo scontro con Salvini. Chiuso il sito sessista dopo segnalazione e denunce da tutta Italia. Mi sono sentita violentata, racconta la influencer catanese Giulia Vitaliti. La Sicilia è in ritardo nella formazione degli infermieri di famiglia. Si rischia di perdere 40 milioni di fondi e la possibilità di assumere 1.600 persone destinate all'assistenza. Calcio, trasferta in Campania, oggi per il Catania impegnato a Cava dei Tirreni, convocato il neoacquisto Caturano per il mercato d'Andrea vicino a Pineto, giocano in casa Siracusa e Trapani. Calcio, stasera torna in campo il Palermo, si fa male Bardi, esordio tra i pali per Coronen, Inzaghi in sala stampa dice non voglio passi indietro. Quinta notte di fuoco consecutiva a Catania, diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi, questa volta in aria nella tarda serata di ieri nel quartiere di San Giovanni Galermo. Non si registrano danneggiamenti ad esercizi commerciali a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi. E dopo questa catena di attentati e intimidazioni che hanno appunto preso di mira soprattutto attività commerciali, la Will Polizia lancia l'allarme. Sentiamo il segretario nazionale Giovanni Assenzio. Oggi Catania, dove praticamente negli ultimi 4 giorni sono state registrati degli episodi di criminalità dove hanno visto addirittura raid con colpi d'arma da fuoco sugli esercizi commerciali. Tutto questo sta fortemente facendo preoccupare i cittadini, la popolazione che chiaramente si sente insicura nelle proprie città. Abbiamo necessità ovviamente di implementare gli organici e questo è il grido di allarme che lanciamo. Non è ammissibile che realtà come Catania, Palermo, Torino, Milano, le principali città d'Italia giornalmente facciano registrare episodi di criminalità che diventano difficili da gestire quando ovviamente la forza organica non consente un capillare controllo del territorio. Necessita intanto su Catania un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dove sia presente anche il Ministro dell'Interno e che vengano mandati il prima possibile personale per rimpinguare gli organici e quindi dare quel senso di sicurezza che la popolazione si aspetta. La risposta dello Stato non si farà attendere, lo afferma il procuratore Francesco Curcio, il procuratore di Catania, in un'intervista alla Sicilia appunto sulle sparatorie notturne. E sotto gli occhi di tutti, spiega il magistrato, che c'è questo ricorso alla violenza armata anche in conseguenza della frammentazione dei vari gruppi criminali che si contendono quello che è il principale interesse criminale, ovvero la gestione delle piazze di spaccio. Il procuratore di Catania sottolinea che sulle sparatorie tutte le piste sono sul tavolo, ma la più verosimile è che si tratti appunto di uno scontro finalizzato al controllo del territorio dove si fanno le attività criminali più lucrose, fra cui la vendita di sostanze stupefacenti. E su una possibile escalation che sfoci in un vero e proprio conflitto armato, il procuratore Curcio osserva che è possibile, ma non siamo preoccupati perché lo Stato è unito e compatto, si lavora in coordinamento con tutti gli altri enti interessati. E naturalmente anche Palermo, l'abbiamo più volte raccontato, è sempre più violenta, un'intera area del centro storico appare ormai fuori controllo. Sentiamo Maglio Viola. Cresce l'allarme sicurezza a Palermo, dove non passa sera senza un episodio violento più o meno grave. Il fulcro delle preoccupazioni è in pieno centro storico. La centralissima via Macheda di fatto è ormai spaccata in due, dal Teatro Massimo fino ai Quattro Canti, un luogo per passeggiare pieno di locali, forse anche troppi, e di turisti e palermitani. Dopo i Quattro Canti e fino alla stazione ferroviaria centrale, invece, la stessa strada diventa terra di nessuno, in preda a conflitti fra bande di giovani siciliani ed extracomunitari, e la situazione esplode letteralmente intorno a Ballarò, divenuta area di spaccio. A confermare la situazione difficile sono anche i religiosi che lavorano nel quartiere. Ballarò è un quartiere vivace ma in agonia. Lo spaccio, la malavita, l'insicurezza, l'illegalità
diffondono tra la gente quella condizione di chi dice non c'è nulla da fare. Siamo veramente esasperati, ma tutta l'asse tra via Torino e via Divisi è incontrollabile. Se l'allarme sicurezza fino a qualche tempo fa era percepito solo dai palermitani, adesso i gestori dei B&B locali avvertono che anche i turisti non si sentono più sicuri. In alcuni casi c'è chi ha rinunciato alle vacanze ed è tornato a casa. Le persone amano passeggiare tra i monumenti, però dopo un certo orario questa parte, soprattutto della via Macheda che va dalla stazione ai Quattro Canti, diventa terra di nessuno. Tutti chiedono maggiore presenza delle forze dell'ordine, maggiori pattuglie, ma l'area da controllare è vasta, il personale poco e la situazione è complessa. Auspichiamo che già dalla prossima settimana in qualche modo si riesca a fare questo tavolo di attenzione nei confronti di questo territorio. Renato Schifani rompe il silenzio su tutte le questioni in ballo, dalle vicende interne a Forza Italia, allo scontro sul Salvini e alla sua ricandidatura. Lo ha fatto ieri sera ad Etna Forum a Ragalna. La ricandidatura è un fatto scontato perché serve continuità nell'azione amministrativa ed è una vicenda diversa da quella sulla guida del partito. Forza Italia, gli alleati lo appoggiano e la russa spezza una lancia, ha lavorato bene. Con Salvini niente può incrinare un rapporto di stima e non c'è alcun gelo. Su Forza Italia tutto è legato alle dinamiche interne congressuali, ma il Presidente si augura che il dibattito si sposti dentro le sedi opportune e lasci i giornali. Spezza il silenzio e parla a tutto campo Renato Schifani, ospite di Etna Forum a Ragalna. Nel rapporto con Salvini non cambia niente, dice. Possono esserci nel percorso politico, istituzionale, delle non condivisioni, ma questo non può mettere in dubbio la solidità di un rapporto istituzionale che entrambi siamo chiamati a svolgere ruoli importantissimi, lui per il Paese e io per la mia terra. Ma nonostante questo Schifani non fa passi indietro. Annalisa Tardino non può guidare l'autorità portuale e non è un fatto personale. Annalisa è ottimo avvocato. Ho fatto benissimo il parlamentare europeo, bene al coordinatore regionale, abbiamo avuto sempre un tiro, l'avrei accettato nel caso in cui me l'avessero chiesto un rimpasto di nominare l'assessore che la stima e l'ho manifestato. Sulle diatribe interne a Forza Italia il Presidente della Regione le fa risalire al passaggio da partito lideristico a pluralista dopo la morte di Silvio Berlusconi e alla scelta di passare all'elezione diretta dei coordinatori regionali, ma invita tutti a fare il dibattito dentro il partito e non sui giornali. Io sono convinto che questi fuochi estivi, figli anche dell'estività, dove anche i giornali, non me ne voglia, avendo poco da scrivere, enfatizzano delle battute, delle dichiarazioni d'altro, mi auguro che questo fuocherello si spenga e si lavori sul tesseramento, sulla celebrazione del congresso. Sulla sua ricandidatura Schifani separa nettamente la scelta del candidato nel 2027 dall'elezione del coordinatore regionale. Io penso che questa iniziativa, questo impegno che mi è stato chiesto di porre in essere per i siciliani abbia bisogno di continuità. Su questi fronti, dopo aver detto che lavora benissimo con gli alleati, il Presidente incassa l'endorsement del Presidente del Senato Ignazio La Russa, anche lui a Ragalna, per il quale Schifani sta lavorando bene ed è giusto e vero che c'è bisogno di continuità amministrativa. Sono riprese all'alba nel mare di Salina le ricerche della turista romana dispersa da ieri pomeriggio dopo che si era allontanata dal gommone nel quale si trovava con il marito. Dopo il ritrovamento della maschera e del tubo in uno scoglio limitrofo al faraglione di Pollara, le ricerche si erano concentrate in quella zona ma con esito al momento negativo. Chiude il sito sessista dopo segnalazioni e denunce da tutta Italia. Mi sono sentita violentata, ha raccontato ai nostri microfoni l'influencer catanese Giulia Vitaliti. Sentiamo Eva Spampinato. Violata, è stata una molestia vera e propria. Ecco come si è sentita Giulia dopo aver scoperto che le foto e i video del suo profilo social, modificate e sessualizzate, erano state sottratte illecitamente e pubblicate sul forum sessista fica.net, che dopo la bufera politica e mediatica ha chiuso. Ogni foto che pubblico, ogni storia che metto scrinnata è messa su quel profilo, commentata, insulti a sfondo sessuale, trasformate in altro che io non ho visto. Come Giulia Vitaliti, influencer catanese da oltre 1,5 milioni di follower su TikTok, altre centinaia di migliaia di donne hanno subito la stessa violenza sessuale digitale. Influencer, personaggi pubblici, giornaliste, ma anche donne comuni. Ma come ti sei accorta di essere finita su questo sito?
Una ragazza che mi segue mi ha cercata sul sito e mi ha trovata. 25 pagine di mie foto dal 2021 fino ad oggi. Il caso però è scoppiato e il sito ha deciso di chiudere solo dopo che ad essere esposte alla gogna social dal carattere misogino, osceno, violento e volgare sono state anche le donne della politica del nostro paese. Sarà anche il brutto del mestiere, ma non significa che io per il mio mestiere devo accettare il fatto che vengano violati i miei diritti. E scoprire che anche una foto in cui sono dalla testa ai piedi vestita con la tuta viene sessualizzata è una roba, cioè non mi sono più sentita libera i giorni successivi a pubblicare neanche una foto in cui si vedesse la mia faccia. Io ormai esco di casa non avendo idea di chi mi sta guardando, se magari è uno di loro oppure no. Il portale era attivo da oltre 20 anni. Vuol dire che io devo mostrare ancora meno. Ho sbagliato a credere che le persone avessero del pudore, io ho sbagliato a vedere il meglio nell'umanità. C'è gente che dovrebbe stare rinchiusa. Importa solo che sei una donna, che respiri e che hai gli attributi della donna. Esattamente. E tu hai denunciato? Sì, io ho querelato. Ho fatto querela a polizia postale e ho richiesto la pena per i reati. Un medico di base di Saponara, ex sindaco del paese in provincia di Messina, Aldo Panarello, è stato aggredito nel suo studio privato da un uomo che lo ha preso a pugni. Adesso è ricoverato al Policlinico di Messina, dove sarà sottoposto ad un intervento maxillofacciale. Sul caso indagano i carabinieri. L'aggressione è avvenuta nello stesso studio dove 30 anni fa il suocero del dottore aggredito, anche lui medico, fu ucciso da un paziente convinto che le sue condizioni si fossero aggravate a causa di una cura sbagliata. La Sicilia è in ritardo nella formazione dei nuovi infermieri di famiglia. I corsi master non sono stati ancora attivati e si rischia di perdere 40 milioni del PNRR per formare persone destinate all'assistenza. La Sicilia rischia di perdere la possibilità di assumere a tempo pieno e indeterminato 1.600 nuovi infermieri nella sanità e al tempo stesso rischia di perdere anche 40 milioni di euro di fondi del PNRR già vincolati a queste assunzioni. Stiamo parlando degli infermieri di famiglia, la nuova figura prevista dalla revisione del sistema sanitario italiano concordata proprio in ambito PNRR. La Sicilia sta costruendo le case di comunità e gli ospedali di comunità e sistemando la rete di assistenza territoriale, ma non potrà assumere i 1.600 infermieri di famiglia perché la figura ancora non esiste. Nonostante la Regione abbia firmato il protocollo d'intesa, né le università né le ASP hanno avviato corsi master di specializzazione in questo settore destinati a laureati in infermieristica con laurea triennale. Senza personale specializzato non si potrà procedere alle assunzioni e il tempo stringe. I fondi vanno usati e le assunzioni deliberate entro la fine del 2026 e il master, anche se attivato, ha un percorso obbligatorio di almeno un anno. Dunque restano pochi mesi, poi sarà tutto vano. Intanto viene attivata un'altra figura, quello dello specialista di assistenza ai disabili visivi. È stato l'assessorato regionale alla formazione e all'istruzione a istituire questo corso di formazione con un decreto emanato questa mattina. La figura, che rientra nell'area dei servizi alla persona, lavorerà in stretta collaborazione con altri operatori sociali ed educativi, accompagnando anche l'intero percorso formativo e riabilitativo. Fugge l'ennesima aggressione del compagno, lasciando in casa il figlioletto di pochi mesi, e poi allerta il 112. I carabinieri di Sommatino sono riusciti a entrare in casa e a mettere in sicurezza il neonato. L'uomo è stato arrestato, in casa sono state trovate armi e droga. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 78 anni deceduta in ospedale, dove il 23 agosto era stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per evitare il rischio di una paresi. Il fascicolo, con 10 indagati, ipotizza i reati di concorso a un omicidio colposo e lesioni colpose. E andiamo a vedere cosa succede sull'Etna, dove la protezione assicura, l'attività resta contenuta, il sistema di monitoraggio funziona. Orazio Longo. L'Etna rimane in fase di preallarme con l'interdizione delle zone definite a pericolosità permanente, leggasi le aree sommitali. A confermarlo è la Protezione Civile regionale, uno spettacolo con 3 bocche eruttive, gli eventi effusivi dal cratere di sud-est, da guardare però dalla giusta distanza, spiega il direttore Cocina. L'attività è contenuta, quindi non ci sono particolari rischi. Certo, ci spaventiamo sempre di episodi come quello avvenuto il 2 giugno, la colata piroclastica che ha raggiunto l'estensione di 1 chilometro, che
sicuramente avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita umana. Uniforme lo standard delle ordinanze comunali che regolamentano l'accesso alle zone sommitali. Anzi, io ho fatto una direttiva in questi giorni di cui mi sono subito adeguati, e così pure gli operatori economici, le guide e quelli che dovevano appunto rispettare il divieto di avvicinamento alla colata lavi, che è stato messo in 50 metri. Soddisfatto Cocina del sistema ETNAS. Ecco, ETNAS è un sistema maturo con cui noi riusciamo a dare l'allerta precoce per tutti questi eventi con qualche ora di anticipo. Fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con altre notizie. Siamo agli spettacoli. Trapani ha ricordato il compositore Erik Satie con un concerto al chiostro San Domenico. Sentiamo Orazio Longo. 100 anni fa moriva Erik Satie, il compositore e pianista francese vissuto a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. La sua musica continua ad affascinare e in un certo senso a sorprendere, come è successo a Trapani con il concerto Eccentric Satie, il coraggio di precorrere il nuovo al chiostro San Domenico per l'ente Luglio musicale. Jacopo Taddei al sassofono e Luca Ciammarughi al pianoforte hanno portato sul palco un repertorio variegato, partendo dalle atmosfere rarefatte delle famose Gimnopédie. Satie fu veramente un innovatore incredibile, è il padre praticamente dell'ambient music, lui la chiamava musique d'ameublement, musica di arredamento, cioè una musica che crea un paesaggio sonoro, che arreda un ambiente come questo chiostro in cui ci troviamo. Passando per Brian Eno, Bizet, Cage, Glass e Leonard Bernstein, in un uso singolare del sax, anche in brani scritti originariamente solo per pianoforte. Il sassofono è uno strumento camaleontico, si trova secondo me a suo agio sia nel repertorio, diciamo così, scritto originale, quello della seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento, e poi è considerato anche, diciamo così, re del jazz, quindi ha una doppia identità, più facce. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi la pagina sportiva con, fra l'altro, la trasferta in Campania del Catania. Ed eccoci al calcio, trasferta in Campania. Oggi per il Catania, impegnato a Cava dei Tirreni, ci sarà in campo anche il neoacquisto Caturano. C'è anche Salvatore Caturano nella lista dei 23 convocati per l'incontro di oggi del Catania con inizio alle 18 al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. L'attaccante partirà dalla panchina per subentrare eventualmente a gara in corso. Assenti lo squalificato Guaini e gli indisponibili Di Tacchio, Luperini e Rolfini. Panchina di lusso con Caturano d'ausilio e tanti altri big, a conferma di un supermercato del club di Pelligra. Toscano sceglie la linea della continuità dopo il brillante 6-0 ai giovani del Foggia. Intoccabile il modulo, confermati gli uomini 3-4-2-1 con Dini in porta, Di Gennaro centrale di difesa con Gherardi e Celli ai lati. Nel centrocampo interni Aloi e Corbari, esterni Casasola a destra e Donnarumma a sinistra. Sulla tre quarti Gimenez e Cicciarelli con Forte più avanzato. La Cavese, formazione costruita per la salvezza, reduce dal pareggio senza reti di Potenza contro il Sorrento, si affida in avanti all'imprevedibilità dell'ex rosanero Fella, all'esperienza in difesa del capitano Piana e ai piazzati di un geometrico Fornito. Squadra robusta, più pericolosa in casa, ma con tanti punti deboli. Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Impegni casalinghi per le altre siciliane di Serie C. Stasera il Trapani ospita il Latina senza l'infortunato Nicoli e con Grandolfo, Salines e Stramaccioni in campo dall'inizio. Contro il Monopoli domani sera al De Simone, Siracusa Nuovo di Zecca con il ritorno di Laneri e tanti acquisti. Stasera torna in campo anche il Palermo, ma senza Bardi infortunato. Marco Gullà.
La maledizione della Porta Rosanero, dopo Gomis anche Bardi si fa male, ne avrà per circa 2 mesi ed ecco che oggi nel match contro il Frosinone al Barbera il Palermo schiererà Joronen. In 4 partite, compresa l'amichevole con il Manchester City, Inzaghi si troverà costretto a schierare quindi un nuovo portiere, il terzo per l'esattezza. Stasera alle 21 però in un Barbera che sarà quasi tutto esaurito, il Palermo non cerca alibi, serve una nuova vittoria per continuare la marcia. Non voglio passi indietro. Come ho detto ai ragazzi, quando si fa una partita come abbiamo fatto con la Reggiana, poi sono cavoli loro se non ripetono le stesse prestazioni, per cui sono molto tranquillo da questo punto di vista, li vedo allenare. È chiaro che è una partita molto complicata come la Serie B. Frosinone non vai a vincere a Monza o batti l'Avellino come ha fatto domenica scorsa in quel modo se non hai qualità, un ottimo allenatore molto bravo, preparato. Difficile ma comunque match alla portata del Palermo. Inzaghi in avanti non cambia, poi Giampaolo sarà supportato da Brunori e Giasi. In difesa torna Peda, panchina per Diachité. Sulle corsie esterne conferma per Augello e Pierozzi. Frosinone con Raimondo, unica punta. Fischio d'inizio alle 21. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti un buon sabato.